Sull'alta pianura alle spalle di Pordenone, nel regno pietroso dei cosiddetti Magredi, si affacciano le muraglie delle Prealpi a ovest del fiume Tagliamento. Tra le verdi campagne costellate di antichi borghi, il paese di Meduno si corica allo sbocco della Val Tramontina. Questa è terra di pietre e di picchiapiera, ovvero di scalpellini, che in ogni angolo del mondo hanno lasciato traccia del loro durissimo lavoro. Molti di essi si sono distinti per la tenacia e per le straordinarie capacità in opere geniali che hanno sfidato il tempo. Sulle montagne americane del Sud Dakota, infatti, i giganteschi ritratti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln sono stati scolpiti sul Mount Rushmore agli inizi del Novecento da un certo Luigi Del Bianco, scalpellino e capomastro di Meduno. Le prative creste del Monte Ciaurlec, tra un esagerato tripudio di fioriture estive ed inebrianti profumi, si elevano sopra una faglia geologica importante che si è resa responsabile in passato di improvvisi e violenti terremoti. Tra le tinte vivaci dei fiori si scorgono dall'alto i tipici profili a cono dei colli miocenici, che sembrano minuscoli vulcani perduti tra i campi. La sponda prealpina è costellata da alcune perle paesaggistiche e architettoniche che sorprendono per le atmosfere delle dimore signorili e dei centri rurali, alcuni dei quali, come Toppo, sono tra i più belli del nostro paese. Annunciano i tratti di un mondo contadino ricco di valori e mostrano i caratteristici muri di pietra. Domina il paese l'omonimo castello eretto in età longobarda. Dopo le interminabili vicissitudini dettate dalla storia, l'antico maniero, con le sue cinte murarie e le suggestive merlature, si prospetta su un panorama straordinario, segnato dalle geometrie campestri dell'alta pianura friulana. A ovest del fiume Meduna, il borgo di Navarons, incastonato ai piedi dei primi rilievi ammantati da boschi fittissimi e affioramenti rocciosi, rivela le sue case di pietra arenaria dai riflessi giallo-rossastri che evocano la lenta sedimentazione della sabbia nelle diverse aree geologiche. Tra i vicoli di questo piccolo borgo, ricamato dai numerosi dettagli imposti dalle esigenze di antichi lavori e dalla vita di un tempo, si possono ammirare gli stili di matrice contadina che si rilevano anche nel vicino borgo di Casasola. Dalle pendici del Monte Rodolino sgorgano nelle stagioni meno avare di precipitazioni acque spumeggianti e preziose per l'ecosistema, che scendono fino a valle, incontrando Po Fabbro, un altro esponente di quella stupenda collana di agglomerati rurali che rendono questa zona un interessante mosaico di austera e fantastica architettura. Po Fabbro è considerato a ragione, al pari del vicino Frisanco, uno dei borghi più belli d'Italia, in cui la profusione della pietra e del legno di castagno conferiscono agli edifici multipiano un aspetto estremamente suggestivo. L'armonia delle forme architettoniche e dei colori nella lunga successione dei caseggiati suggeriscono le fattezze di un umile e silenzioso presepio. Anche nel vicino Frisanco, ai piedi dei monti Raut e Rodolino, l'ambiente offre i connotati di un villaggio delle bambole, che sembra emergere da un impolverato ritratto del passato, in cui miseria e orgoglio si fondono in una meravigliosa combinazione. La magia delle pietre arenarie, un tempo la sabbia del mare, tagliate e squadrate secondo una tradizione millenaria, conferiscono al paese un garbo particolare, aggraziato dai davanzali fioriti e da una spettacolare parata di ortensie multicolori che nutrono irresistibili scorci di introvabile tranquillità, lambiti in epoca romana da un'importante via di comunicazione. Nel solco vallivo a nord di questi villaggi si apre come per incanto un complesso rosario di montagne che si specchiano nelle acque smeraldine del Meduna e nel lago di Redona. La Val Tramontina è una valle di origine glaciale, per cui molto vasta e di ampio respiro.
La Val Tramontina è stata abitata nei secoli passati dalle genti di pianura che si sono rifugiate tra queste vallate sfuggendo alle invasioni barbariche che avevano interessato il territorio. Le attività agricole, idrogeologiche, economiche hanno continuamente modellato il paesaggio, rendendolo quello che oggi vediamo sotto i nostri occhi. Anche l'incredibile carattere selvaggio della Val Tramontina segue il medesimo copione. La natura si è riappropriata di molti spazi della valle che un tempo erano molto antropizzati. Interi paesi, stalle, stavoli, strade, praterie costituivano un insieme estremamente pulito e ordinato, ma soprattutto funzionale. Oggi sono soltanto dei ruderi completamente inghiottiti dal bosco. L'identità di questo bacino è strettamente legata alle notevoli risorse idriche e alla sua marcata piovosità. Negli anni 50-60 la costruzione di ben 3 dighe di sbarramento ha dato vita a 3 distinti laghi e alla inevitabile rivoluzione del paesaggio agricolo. Molti paesi sono stati sommersi dalle acque, altri hanno sofferto un marcato isolamento che ha portato il silenzio tra i loro antichi veicoli. In prossimità della diga che chiude a sud il lago di Redona si snoda a occidente una lunga strada di montagna. La vegetazione nasconde minuscoli borghi abbandonati, casolari, antiche mulattiere all'ombra delle Dolomiti friulane. Il lago di Selva, chiuso da una tetra barriera di cemento, prende il nome dall'omonimo nucleo abitato. Le tinte smeraldo dell'acqua nei periodi di secca sono interrotte dall'abbacinante biancore delle sponde pietrose che disegnano il confine con i fitti boschi e le ampie e desolate pareti rocciose di questo palcoscenico. Poco più a nord il lago di Ciul mostra lo stesso volto eremitico, con le incredibili cromie verdastre e il fascino di un silenzio irreale, interrotto soltanto dai suoni dell'aria. Anche il più frequentato lago di Redona riserva un'energia cromatica di rara bellezza. Nella stagione più arida scopre i suoi segreti che sono occultati tra le sue acque da diversi decenni. Come per incanto riaffiorano in superficie i tratti lucenti delle vecchie case sommerse dal lago, l'intero borgo di Movada, che un tempo ha segnato il lavoro e le vite di molti abitanti. I borghi, le stalle, i casolari disseminati tra le valli laterali e le foreste di questo ambiente, così ricco di torrenti, di forre e di doline intrise di magiche leggende, sono davvero numerosi e ciascuno conserva le tracce di un passato che ha gestito la scansione del tempo, contando solo sulle proprie forze, sul proprio spirito di sacrificio e sui ritmi dettati dalla luce del sole. Il fondale ghiaioso del lago di Redona nei mesi estivi diventa a volte percorribile a piedi per un lungo tratto, svelando i suoi segreti misteriosi normalmente nascosti dall'acqua. Un periodo di copiose precipitazioni, però, favorite in questa valle anche dalla particolare orografia e dalla vicinanza del mare, inondano con eccezionale potenza ogni piccolo spazio di questo scenario, che in breve tempo si riempie come un catino. Le volte che c'è in Meduna a vedere la che è arrivata l'aga dopo la montana. Detto che Vedete da giù a vedere che non sei arrivata proprio per Zora. sì, speri di no. che ne avevi parato fuori qualche claps e mangiato un po' di rosa, un po' di sponda, che dopo le problemi la strada è venuta giù. A pulire. Il Ru alla mangiata per Zora e anche per sotto. Alle pleni di claps e pleni di gravon. Hanno detto tornare a Fanuia, però le liberare per poter girare in monte. E quindi avevano chiamato un po' di lavoro, insomma. Sì, del mio capisce mo fa. I numerosi torrenti che si tuffano nel Meduna sono talvolta fonte di preoccupazione per la loro severa irruenza. Le tracce dell'attività umana in questa valle risalgono al VII secolo d.C., in età longobarda. Ne sono testimoni i ritrovamenti archeologici e i corredi funerari venuti alla luce nel corso di una campagna di scavi in epoca recente. Abbiamo anche una necropoli che racconta qualche cosa grazie ai resti che sono stati ritrovati. Questo sito storico si trova nel capoluogo di Tramonti di Sotto.
Adagiato in una levigata distesa di prati, Tramonti di Sotto racconta la sua storia più recente, tra la religiosità ancestrale della natura e quella più prosaica del lavoro e della sopravvivenza, individuabile nell'architettura delle sue case e nel carattere dei pochi abitanti rimasti nella valle. Tutto intorno ci sono altre frazioni ed un altro capoluogo che è Tramonti di Sopra, quindi 2 siti, 2 comuni lungo il fiume Meduna. Negli anni del dopoguerra questa valle contava qualche migliaio di persone che oggi purtroppo si sono ridotte a poche. Lo sconsolante fenomeno dell'emigrazione ha determinato lungo il corso del fiume, fin dal 1800, un progressivo abbandono delle poche terre coltivabili. I piccoli allevamenti, le case, le tradizioni popolari consolidate e le borgate sono divenuti purtroppo spettri di un passato non troppo lontano. Le chiare acque del Meduna consentivano lo svolgimento di molti mestieri, ma nonostante l'asprezza e il primitivo aspetto di un territorio fagocitato dal bosco, costituiscono oggi un irresistibile richiamo naturalistico. L'antica pieve di Santa Maria Maggiore a Tramonti di Sotto affonda le sue radici nell'XI secolo. La chiesa conserva interessanti affreschi e uno splendido altare maggiore, decorato con marmi policromi e con alcune pregevoli sculture. Nelle atmosfere della fede e nel ciclo della vita, la donna tramontina faceva parte di universi molto piccoli e molto chiusi, che meritano una profonda riflessione. Quelle che, come si dice in Friuli ma anche in italiano, sostenevano i 3 cantons di una chiesa. Difatti le donne si ritrovavano sole, con la famiglia da mandare avanti, con i campi e le mucche nella stalla, che erano la loro garanzia di sopravvivenza. Donne coraggiosi, donne forti, che da sole hanno lasciato e permesso alla Val Tramontina di sopravvivere. Quando qui era forte il fenomeno dell'emigrazione, si emigrava in tutta Europa, anche in America. Donne quindi che portavano avanti da sole la famiglia, quando in questa valle l'emigrazione preponderava, perché lavoro non ce n'era, era poco, e quindi gli uomini emigravano in Europa ma anche in America per sostenere la famiglia. Chi andava in America spesso non tornava o si formava una famiglia di là, e qui le donne dovevano comunque portare avanti il lavoro nei campi, la casa, spesso gli anziani che dovevano rimanere ovviamente a carico delle donne che restavano, e la famiglia è molto numerosa, perché le famiglie allora per necessità di lavoro erano composte sì dalla mamma, dal papà, ma anche da 7, 8, 10, anche 12 figli. La donna di montagna, piegata alla fatica con disarmante spontaneità e con grande spirito di adattamento, che ha generato volti scarnificati ma carichi di umanità e di dolcezza. Una volta le donne si alzavano alle 5 la mattina per dargli da mangiare le bestie, alle 6:30, 7 partivano per andare a fare il fieno e le volevo un'ora e un quarto per arrivare sul posto. La sera alle 5 non si veniva giù di lassù perché si doveva fare la carica completa, venire giù col fieno, col cesto, 70-80 kg in ciba. Arrivavano a casa, dovevano di nuovo andare nella stalla e poi preparare la cena. L'indomani uguale. L'autunno dovevano fare le strame, diciamo noi, per fare il letto alle mucche, e più si doveva andare a tagliare le legna. Si andava col coltellaccio perché non erano né motoseghe né seghe di altri, e venire a casa con 70-80 kg di legna. Il cesto d'una volta se lo portava sulla schiena sempre. Anche andare a lavare la roba bisognava partire di qua, andare a fare 1 chilometro per trovare l'acqua per poter lavare. La biancheria è quello che si doveva lavare. Gli uomini quando venivano a casa per Natale, non prima, aveva imparato a fare i cesti. Tanti di loro invece facevano dei cesti per andare a venderli per la biava. Quando è venuto il terremoto è morto mio marito a 52 anni e mia mamma a 86, e più la suocera. In 2 mesi ho fatto 3 bare. Ho dovuto tirar su le maniche e cominciare a lavorare, e adesso ancora sto lavorando perché ho piacere
anche se non posso, che ho 90 anni, ma la grande volontà di lavorare. Noi, il nostro paese qua, eravamo tutti uniti, ci aiutavamo l'un con l'altro. Chi prima finiva il lavoro andava a aiutare quello che non aveva finito. E invece adesso il mondo è cambiato. Nelle vecchie foto d'epoca la donna tramontina mostra una figura esile, ma temprata dalla severità della vita e dalla sua incrollabile rassegnazione che traspare in ogni suo gesto. Traspare in maniera evidente dalle mani grandi, enormi, mani che lavoravano, o dalle braccia spesso tenute penzoloni, come a significare che la fatica era tanta e bisognava in qualche maniera lasciarla correre e scrollarsela di dosso. A tramonti di mezzo, circondato da un bucolico paesaggio, la settecentesca parrocchiale di Sant'Antonio Abate si distingue per il suggestivo effetto delle pietre a vista, che offrono una spettacolare profusione di candidi e abbaglianti riflessi. Il suo interno riprende la semplicità delle linee rurali del paese e la spiritualità essenziale che si avverte ancora oggi nelle tradizioni popolari. L'isolamento, l'orografia, i capricci del tempo e la povertà non hanno impedito ai suoi abitanti di inventarsi nuove opportunità. Da questi boschi nascevano infatti traversine ferroviarie, pentole, oggetti vari, utensili di legno e perfino cappelli. A Tramonti c'è una tradizione di cestai particolare, si differenzia dalle altre per l'alternarsi del colore nell'intreccio del vimine che viene raccolto qui lungo il fiume Meduna. L'acqua, la disponibilità del legno e delle pietre consentivano anche la produzione della calce, che veniva gestita attraverso la cottura dei sassi calcarei in appositi forni di pietra dispersi lungo i torrenti. La forma cilindrica di questi manufatti, caratterizzati da un largo impiego di massi squadrati e da una stretta bocca di alimentazione, sono ancora visibili seppure in rovina. Nella storia della valle le figure dei calderai stagnini ha sempre avuto un ruolo di primo piano. La nostra valle era molto povera, terreno da coltivare ce n'era pochissimo e la gente doveva inventarsi dei lavori. Alcuni migranti ritornati dall'Ungheria avevano imparato dai rom a riparare pentole e tutti gli utensili che si usano in cucina, per poi andare a lavorare, a fare il loro mestiere nella bassa friulana, nel Veneto, nell'Emilia e anche nella bassa Lombardia. Andavano con un carretto tirato a mano, un carretto più grande trainato dai cavalli ed infine in bicicletta. Alla bicicletta negli anni 50 veniva applicato un motorino, il famoso Moschito, e con quelli giravano i paesi dove trovare il lavoro. Il mestiere dello stagnino consisteva nel riparare tutti gli utensili che si usavano in cucina. Per lo più, o quasi tutti, erano di rame. Gli stagnini non lavoravano mai da soli, era sempre un gruppetto, per lo più o parenti o amici. Avevano un linguaggio per conto proprio formato da circa 200 parole. Il capo degli stagnini era il pauc, il padrone, poi gli stagnini, gli arvars, c'era il gamel, l'apprendista, e il più piccolo, il ciovatello. Il linguaggio della Val Tramontina è una variante della lingua friulana che in questo territorio assume connotati e vocaboli leggermente diversi anche in relazione alle varie frazioni. Nella parte più a nord, Tramonti di Sopra condensa i vari aspetti paesaggistici della valle, mostrando un nucleo abitato particolarmente vivace dentro una natura selvaggia di grande suggestione. La fede del paese è espressa nelle diverse architetture delle due chiese, neogotica quella della Madonna della Salute e neoclassica quella di San Floriano, arroccata appena fuori dal centro abitato e in posizione dominante sullo sfondo del Monte Rest. L'acqua è forse uno degli elementi più belli di questo territorio selvaggio. In questa valle meravigliosa, circondata dai boschi, scorrono anche molti torrenti, chiari, limpidi, acqua che canta, acqua che ha dato anche i natali ad alcune leggende come quella delle Agane, le famose fatte
fonte delle acque. In questo territorio c'è anche un'altra creatura magica che è la salamandra, e oltre alla salamandra c'è la figura del Badalesc, che era quella creatura che si menzionava ai bambini quando facevano i cattivi. Per i colori caratteristici il Badalesc richiama proprio le acque, richiama l'azzurro, il verde, e quindi è una creatura che probabilmente viveva nelle grotte, là dove vivevano le agane. Il fiume Meduna è universalmente noto per il colore smeraldo delle sue purissime acque che scendono dal lago di Ciul, minacciate purtroppo da una sacrilega invasione turistica balneare. Un fiume non porta con sé soltanto l'acqua, ma anche lo spirito della terra, la sua anima e i suoi colori. Stando qui ho scoperto che ci sono un sacco di argille abbastanza rare come il caolino, e così mi piace camminare e farmi ispirare dagli alberi, dai fiori. Qui ce ne sono di varietà straordinarie, mai viste, tantissime orchidee, e quindi basta 10 minuti, mezz'ora camminando qui in mezzo all'acqua, in mezzo anche agli animali che ci sono. C'è anche una volpe qui che si chiama Brunella, che ogni tanto viene a trovarci. È veramente una magia, succede qualcosa, una specie di alchimia, per cui la terra attraverso le mani esprime l'anima di una persona e la terra. Trovo molto straordinario come un po' di terra così possa trasformarsi in mille cose, farla diventare qualcosa che per noi ha un significato, ha un senso, diventa parte della nostra storia. Qui in Val Tramontina ci sono parecchie terre grigio-azzurre, molto plastiche, che si possono trasformare, si trovano così, si possono raccogliere direttamente dal bosco e lavorare sul momento. Ci sono altre terre invece un po' più grasse, di un rosso molto scuro, che sono invece un po' più resistenti e un po' più difficili anche da lavorare, però magari mescolate con l'altra creano delle sfumature molto interessanti, molto particolari. Una delle cose che amo di più della Val Tramontina è l'acqua. Ci sono sfumature di colori, di azzurri, di verdi. Ci sono delle acque più come talcate, opalescenti, acque più cristalline, più trasparenti, alcune più tranquille, alcune più irruente. Qui in Val Tramontina, ma penso in tutto il Friuli, ci sono tante leggende sulle agane, anguane, che sono queste fate dell'acqua. Alcuni racconti non sono così felici nei loro confronti, ma mi piace invece immaginarle come un'entità, come delle entità benevole, anche un po' materne, molto morbide, con queste voci che incantano. Da Tramonti di sopra la valle si restringe e sale con stretti tornanti verso il Passo Rest e i gruppi montuosi che fanno parte delle Dolomiti friulane, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, dalle cui pendici scivolano tra cascate, pozze, marmitte e massi ciclopici le meravigliose acque cristalline e colorate che alimentano il Meduna. Le forme barocche delle rocce levigate dal tempo e dagli antichi ghiacciai abbracciano la strada che sale verso il passo sfiorando il cielo. L'incantesimo di un turrito castello, composto dai vertiginosi e formidabili pilastri del Monte Rest, spesso incappucciati da nubi minacciose, sprofondano sui ghiaioni e sulle faggete. Questo monte offre in molti tratti temerarie vie di salita e scenari naturali degni di un mondo sconosciuto. I numerosi microclimi in quota consentono la sopravvivenza di una grande varietà di specie vegetali che hanno superato le dinamiche delle glaciazioni e dell'atmosfera. Qui la natura è protagonista in un contesto estremamente selvaggio, in cui la biodiversità aiuta a inventare paesaggi vegetali incantevoli e fioriture lussureggianti che traducono in immagini i sogni e i pensieri sulla bellezza. Al Passo Rest la Val Tramontina trova la sua fine tra boschi di faggi, di pino nero e di abete che ammantano il lato occidentale dell'omonimo monte, inciso dai tormentati fenomeni che hanno fratturato le sue rocce calcaree.
L'aria assume l'estro di un soffio frizzante che sale da nord lungo le confinanti vallate della Carnia e che accarezza le verdi spianate del passo. L'autunno infiamma i colori del bosco in una festa di trasparenze e riflessi cangianti che annunciano il millenario silenzio della neve. Il paesaggio si arrende a nuove irresistibili prospettive e la salita al Montereste durante l'inverno apre le porte a un imponente orizzonte che scopre il luccichio del mare Adriatico e più sotto i lineamenti appena sfumati della Val Tramontina.